Diritto o privilegio? Questo è il dilemma, verrebbe da dire scimmiottando l'Amleto. Il popolo ha già sentenziato, nessun dubbio, è l'ennesimo privilegio della casta. Per i diretti interessati, o almeno per un'ampia parte di essi, è invece un diritto acquisito e non si tocca. Stiamo parlando dei vitalizi dei politici, parlamentari e regionali nella fattispecie, perché le acque si sono di nuovo agitate e le correnti sono opposte. Camera e Senato hanno dato il via libera al ricalcolo delle pensioni per i parlamentari, portando risparmi per circa 56 milioni l'anno. Ma gli avvocati sono già al lavoro, centinaia i ricorsi avviati contro le delibere degli uffici di presidenza di Camera e Senato, che hanno tagliato i vitalizi, ma lasciato inalterati i tempi per maturare il diritto alla pensione. 4 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro in Parlamento. Diritto alla pensione che non hanno più, al momento, i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia. Nel 2013 l'Assemblea regionale li ha aboliti. Contemporaneamente è stata introdotta anche una riduzione temporanea degli assegni per tutti gli ex consiglieri o loro eredi, poco meno di 200 in totale. Il taglio è in misura compresa tra il 6 e il 15% in base all'ammontare del vitalizio, da 36 a 855 euro in valore assoluto, per un totale di circa 8 milioni di euro. Anche qui i ricorsi sono partiti e si attende il responso del Tribunale di Trieste, cui la Cassazione ha girato la competenza in materia. In attesa che il giudice ordinario decida, il Consiglio regionale, nella finanziaria appena approvata, ha prorogato i tagli, in scadenza a dicembre, per altri 4 mesi. E poi cosa accadrà? Si agita lo spettro di un ritorno al passato, di una reintroduzione dei vitalizi. Prima del 2013 bastavano 5 anni in consiglio per una pensione di circa 2.000 euro al mese, che saliva a 4 con 2 mandati e poi ancora su. Era finanziata con trattenute pari a circa il 23% dell'indennità di consiglio. Il vitalizio si poteva riscuotere al compimento dei 60 anni di età, che scendevano a 55 con 2 mandati alle spalle. Un colpo al cuore per chi ha la rincorsa di quota 100. Buonasera a tutti gli amici di UdiNews TV e ben trovati a questo nostro speciale del TG dedicato questa sera ai vitalizi dei politici. Ecco il titolo: Vitalizi ai politici, ritorno all'antica, ne parleremo questa sera assieme ai nostri ospiti, assieme a Domenico Pecile. Buonasera Domenico, assieme a Dario Barnaba, presidente dell'Associazione dei Consiglieri Regionali. Buonasera e benvenuto. Con noi c'è anche Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a Ferruccio Saro, ex parlamentare, segretario di progetto FVG in questo momento. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E un saluto anche a Cristiano Sciaurli, consigliere regionale del Partito Democratico, segretario regionale del PD. E con questo parterre che questa sera cercheremo di approfondire la questione vitalizi. Domenico, da cosa iniziamo? C'è tanta carne al fuoco, basta solo scegliere. Sentito nella scheda. Potremmo partire innanzitutto da questa proposta che è stata illustrata da Zanin, che torna indietro, nel senso abroga la norma introdotta dalla Serracchiani e ripropone tutta una struttura, diciamo, giuridica per il vitalizi. Su questo non c'è ancora la compattezza. Federica dice aspettiamo per cercare di avere l'unanimità e possibilmente il voto del PD, Sciaurli già nicchia, dopodiché vedremo cosa fare. Adesso siamo un po' nella terra di nessuno. Allora, cosa aveva introdotto la Serracchiani? L'abbiamo visto nella scheda, appunto c'era stato l'abolizione dei vitalizi sostanzialmente e poi questo contributo di solidarietà in base al vitalizio percepito. Circa 200 ex consiglieri ne hanno diritto, una cinquantina su questo hanno fatto ricorso, se non sbaglio, no Barnaba? Diciamo un quarto. Partirei da qui. Perché i ricorsi? Perché per esempio uno con un mandato aveva un contributo di solidarietà di appena 36 euro, quindi non era diciamo, un salasso. È una questione di principio secondo lei? Allora, cominciamo col dire che il termine contributo di solidarietà non corrisponde al vero. Solidarietà con chi? I tagli ai nostri vitalizi rimangono nel bilancio della regione, punto. Non vengono erogati a nessuno. Beh, li hanno chiamati così. Sì, vabbè, ma è un modo per confondere le acque. Secondo, la Corte Costituzionale ha consentito con varie sentenze che vi fossero provvedimenti retroattivi anche nel settore della previdenza, a talune condizioni però, non sempre e comunque.
Le condizioni è che i provvedimenti siano temporanei, proporzionati, ragionevoli e non violino il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica. Il, chiamiamolo pure contributo di solidarietà, possedeva meglio uno solo di queste caratteristiche, quello della temporaneità. Non possiede più nemmeno quella perché c'è già stata una proroga di 6 mesi, adesso c'è una proroga di altri 4 mesi, per cui i 3 anni iniziali diventano 4 anni. E quindi questo ha spinto un numero nutrito di ex consiglieri regionali a presentare un ricorso. C'è da dire che ciò che più in realtà infastidisce non è il dato economico, è il dato politico. Da anni su coloro che hanno avuto un incarico istituzionale elettivo si abbatte una specie insomma, siamo stufi di essere chiamati parassiti, tanto per essere chiari. Soprattutto di essere chiamati parassiti da persone che non hanno mai lavorato in vita loro, mai. A chi si riferisce? A Di Maio, tanto per essere chiarissimo. Allora, il ricorso farà il suo iter giudiziario, per la verità da 3 anni siamo in attesa di sapere qual è il giudice al quale dobbiamo rivolgerci e finalmente la Corte di Cassazione ci ha detto che è il giudice ordinario. Anche se io personalmente, pur non essendo un giurista, mantengo qualche riserva, ma comunque andremo a giudice ordinario. Quando è atteso il giudizio del Tribunale ordinario? A breve? Ci sembrava di aver capito oppure no? No, guardi, se ci abbiamo messo 3 anni per arrivare a capire qual è il giudice competente, puoi immaginare quanto ci mettiamo ad avere una sentenza. Peraltro, la sentenza della Cassazione alla fine di novembre abbiamo 3 mesi di tempo per rivolgerci al giudice ordinario, cosa che è senz'altro fare, quindi il giudice di Trieste, per capirci. Poi c'è un problema di fondo. Che cosa sono i vitalizi? Sono una parte della retribuzione che i consiglieri regionali avevano differita nel tempo, per consentire al legislatore in carica di poter esprimere giudizi, pareri, assumere decisioni con libertà anche economica, senza temere per il proprio futuro. È una regola che hanno tutti i paesi occidentali, tutti, nessuno escluso. Passiamo subito la parola a Sergio. Soltanto una piccola percentuale economica, privilegio o diritto acquisito. Allora, un lavoratore dipendente dopo 40 anni di contributi all'8,8%, con il sistema retributivo aveva una pensione pari all'80% dell'ultimo stipendio. Un consigliere regionale con 3 legislature, avendo pagato il 23%, che corrisponde a 40 anni all'8,8%, ha un vitalizio che corrisponde al 55% dell'ultima indennità. Questo è un privilegio? Vedete voi. Sergio. A parte che mi piacerebbe chiarire anche quanto scritto qua dietro, perché ritorno all'antica, bisogna tutto vedere cosa può avere in mente il centrodestra e cosa presenterà ovviamente il Consiglio regionale. Noi abbiamo presentato qualcosa che non è assolutamente ritorno all'antica, perché l'unica proposta di legge, almeno Sciaoli credo possa confermare, presentata in Consiglio regionale su questo tema è nostra, depositata poche settimane fa. Ma è esattamente quanto si diceva. Allora, noi chiaramente partiamo da un concetto. Siamo dipendenti pubblici, vogliamo essere trattati come tali. Pertanto, quando diciamo che non vogliamo privilegi di sorta per i politici rispetto agli altri lavoratori, di questo stiamo parlando. È chiaro che sentire anche parlare, ovviamente, di quanto si è pagato di contributi nei vari anni cozza un po' con il fatto che, bene o male, stiamo parlando di un'indennità che poi di fatto i consiglieri regionali si potevano praticamente scegliere. Allora, noi nel 2013 siamo passati da un'indennità di circa 10.000 euro lordi a una di 6.300 euro. E questo chiaramente cosa vuol dire? È facile pagare il 20% di 10.000 euro quando puoi stabilirti anche quant'è il tuo imponibile. Ovviamente noi abbiamo combattuto anche quella riduzione dei costi fatta dalla Giunta Serracchiani allora per un semplice motivo, perché si era passati...
all'epoca. No, ma perché? Perché allora, intanto si doveva dimezzare il costo della politica e dei consiglieri regionali e dello stipendio. Noi dicevamo una cosa molto semplice. Quella volta si era passati da 10.000 a 6.300 euro. Ai quali si aggiungono 3.500 di rimborso Bravo, spese, esatto, esentasse. che è esattamente il motivo per cui noi eravamo contrari, perché di fatto si è tolto la parte lorda, quindi quella dove poi in teoria si pagano le tasse, e si è aumentata la parte dei rimborsi. Ma quella volta si era aumentata la parte dei rimborsi perché? Perché poi questo ovviamente non è mai stato detto apertis verbis, ma è stato detto successivamente anche da uno dei capigruppo della maggioranza. Questo aumento di rimborsi netti serviva proprio per far sì che i consiglieri regionali si potessero pagare la previdenza per conto loro, diciamo, chi voleva, chiaramente. E questo ovviamente noi abbiamo detto vabbè, ma allora torniamo praticamente a un sistema che ci permetta appunto di essere equiparati a tutti quanti. È giusto che ovviamente un lavoratore abbia la sua previdenza nei tempi e nei modi stabiliti per tutti i lavoratori italiani, anche andando dietro a quelle che sono diciamo le tempistiche quando andare in pensione. Infatti questo era già stato diciamo sistemato nel 2013. Nessun privilegio, nessun ritorno all'antica, anche perché ovviamente le cifre in questo modo calcolate proprio sulla base dell'8,8, così come è stato fatto già alla Camera e così come è stato fatto anche al Senato, dove c'è una Presidente del Senato espressione di Forza Italia, per cui non è che sia per forza ormai una battaglia del Movimento 5 Stelle, e noi abbiamo proposto questo, che ci sembra ovviamente la cosa più di buon senso. Dentro una delibera, quindi nessuna ancora decisione a livello romano. A Roma? Sì. No, vabbè, ma noi ovviamente qui abbiamo preso quell'esempio, le due delibere di Camera e Senato, poi è chiaro, anche lì si aspetterà ovviamente ricorsi, controricorsi e tutto quello che ci sarà da fare, però è chiaro che la direzione è quella. Noi abbiamo proposto così, io mi auguro che anche le proposte delle altre forze politiche in regione vadano in tal senso, per non avere sorpresi e poi effettivamente ritorni al passato che sinceramente al momento non mi sembra di poter vedere all'orizzonte. Ecco. Charlie, Federica giustamente dice che un provvedimento così delicato, così anche diciamo, che rischia di essere impopolare, ha bisogno di una compattezza consigliare, quindi lui auspica che il PD sia della partita. Voi che paletti mettete invece? Noi intanto non è che abbiamo fatto delibere, abbiamo fatto delle scelte la volta scorsa, chiare, discutibili se vogliamo in alcuni passaggi. Ricordo però anche il clima che stavamo vivendo 5 anni fa. Vi ricordate Rimborsopoli, gli scontrini, la rendicontazione a piedi lista, i problemi che questo aveva creato. Quindi da quel punto di vista noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo abolito completamente i vitalizi, e quindi non ravvediamo nessuna necessità in questo momento di fare dei passi indietro. Anzi, sono addirittura preoccupato perché giustamente Barnaba prima ricordava, e io l'ho segnalato anche in ufficio di presidenza ed è agli atti, che anche su questo contributo di solidarietà in 7 mesi non siamo stati in grado di produrre una normetta di 4 articoli che desse magari un minimo di copertura organica a quella scelta, anche riprendendo ovviamente la delibera Fico se uno aveva interesse. Siamo ancora alla proroga che sicuramente, come ci dice la Corte Costituzionale, come ci dicono alcune sentenze, è assolutamente impugnabile. Allora, non vorrei che con questa idea di riprovare a riproporre i vitalizi in qualche maniera, sicuramente in forma contributiva diversa, tendessimo a dilatare nel tempo questo intervento e questa serietà anche nei confronti degli ex consiglieri regionali. Già quello si poteva fare. Si poteva fare in questa finanziaria, si poteva fare in questi giorni nella discussione che c'è sugli enti locali, e almeno con l'associazione dei consiglieri regionali avremmo trovato probabilmente una sintesi. Si è deciso di postdatare nel tempo perché dentro ci si vuole mettere anche questa riproposizione dei vitalizi in termini contributivi. Allora, io ripeto la nostra contrarietà. C'è una dimensione anche di rispetto nei confronti dei cittadini. Guardate, è vero, noi versiamo e gli ex consiglieri regionali nella nostra zona sono fra quelli che hanno versato di più in Italia, e questo gli va riconosciuto. Detto questo, non c'è una persona che si garantisce un diritto a un emolumento pensionistico, a un emolumento previdenziale dopo 5 anni di lavoro.
Quindi io penso che anche la scelta di poter e di dare in capo al consigliere l'onere, se volete, di farsi dei contributi previdenziali volontari, visto che insomma non è che i nostri monumenti sono così bassi rispetto alla media di quello che prende un operaio piuttosto che un impiegato, piuttosto che un impiegato di banca, penso che sostanzialmente non sia niente di così scandaloso. Allora, da questo punto di vista io spero che da un lato il centrodestra abbia almeno il coraggio di portare avanti la norma che ci metta in condizioni di ragionare e guardare negli occhi l'associazione dei consiglieri regionali. Riconosco al Movimento 5 Stelle di essere l'unico che ha depositato un progetto di legge in tal senso. Su quel progetto di legge io alcune perplessità le ho, perché in qualche maniera un vitalizio contributivo lo riattiva, però penso ad esempio, e questo dovremmo chiederlo tutti a partire dal Presidente Fedriga, che ci sia magari in tutta Italia e in tutte le regioni un minimo di uniformità in quello che si fa. Perché non può esserci che il Friuli Venezia Giulia fa una cosa e il Veneto, perché andiamo a vedere i vitalizi del Veneto, fa una cosa completamente diversa. Quelli del Veneto sono ampiamente contributivi, per capirci. Cioè, quelli vitalizi del Veneto sono molto importanti e diverse regioni hanno già detto che ad esempio sul FICO, sulla delibera FICO, non sono assolutamente disponibili a recepire quelle normative, anche rivendicando la loro specialità e la loro autonomia. Io penso che un paese serio, se vuole, tiri una riga e ragioni su come si dà credibilità alla politica in tutta Italia e in tutte le istituzioni. Ferruccio Saro, guardando avanti, quindi Sciaoli ha gettato un po' di spunti. Cosa accadrà a questo punto dopo il mese di aprile, quando scadranno questi rinnovi dei tagli ai vitalizi? Secondo lei quale dovrà essere, quale sarà il provvedimento che sarà messo a punto? Devo fare una premessa. Io sarò della vecchia guardia, però ho una visione molto diversa rispetto agli amici 5 Stelle e anche del PD sulla questione dei vitalizi. Storicamente i vitalizi furono sostenuti in particolare dalla sinistra, dal Partito Comunista, che mandava a fare i parlamentari per 2 legislature, i propri militanti, i propri funzionari di partito, e per garantire loro un sereno futuro gli faceva avere poi il vitalizio e la pensione, perché non avevano fatto durante l'attività politica dei grandi versamenti. In questi anni si è voluto criminalizzare da parte dei 5 Stelle, perché il tema chiaramente colpisce la pancia della gente, criminalizzare il passato, tutta la classe politica del passato che bene o male ha dato al Paese uno sviluppo importante. E io questo non mi pare giusto assolutamente, perché io voglio vedere i nuovi cosa riusciranno a costruire in questi anni e trarremo fra qualche mese, fra qualche anno un primo bilancio che non sarà sicuramente positivo. E in secondo luogo, non si può pensare solo di attaccare questa piccola parte. Il bilancio è sia romano che triestino, che non sarà positivo. Ma Triestino sarà migliore di quello romano. Era per capire un po', visto che si tratta di due. No, quello triestino sarà molto migliore di quello romano. Sarà molto migliore di quello romano. Il nuovo, vedi, caro Selgo, non vuol dire essere nuovi, essere bravi, efficienti, capaci, cambiare. Con il nuovismo talvolta finiamo nel disastro più totale. Bisogna essere nuovi, ma anche bravi, capaci, efficienti. Ci siete, sì, però vedremo quanto durerete. Vedremo quanto durerete. Vedremo quanto durerete. Vedremo quanto durerete. Secondo luogo, e quindi perché si è voluto solo criminalizzare i vitalizi? Perché non si è mai affrontato, per esempio, il problema che in Italia tantissima gente è andata in pensione con retributivo, oppure ci sono state le baby pensioni che erano qualcosa di altrettanto scandaloso. Però il messaggio politico è dare tutte le responsabilità di ciò che è avvenuto in questi anni a un piccolo segmento, gli ex parlamentari, e questo è ingiusto. Cosa succederà? Ma la linea che abbiamo è nota, sostanzialmente. Noi siamo disponibili, parlo alla maggioranza, a rivedere i vitalizi del passato anche sulla base della delibera FICO.
Su questo non abbiamo problemi, anche perché siccome abbiamo versato tanto, diversamente da tutte le altre regioni d'Italia, se si fa un ricalcolo con la delibera FICO in questa regione gli ex consiglieri ci guadagnano. È chiaro che toccherà essere messo un tetto, perché sennò è un provvedimento che migliora la situazione rispetto a quello in essere. Sul futuro, noi siamo favorevoli al ripristino, non chiamare vitalizi, della pensione col metodo contributivo, cioè parificare il trattamento dei consigli regionali a quello dei dipendenti pubblici. Questo è che un po' lo sostiene anche Sergio, perché il bello di tutto è che su questa linea credo che ci sarà la convergenza. Rispetto a quello che ha detto Sciaurli? No, questo è il problema, io anche in privato gli ho detto a Sciaurli, guarda, avete sbagliato 5 anni fa, perché in tutte le regioni, solo in Friuli Venezia Giulia, per essere i primi della classe si è abolito i vitalizi col contributivo, come si sono abolite le province. Poi questo non vi ha giovato per niente sul piano elettorale, perché avete commesso un errore. Adesso sostenere questa linea che non volete aderire alla ricostituzione delle pensioni col contributivo è un errore. Dovreste, anche per la vostra storia politica, non è che voglio insegnarvi niente, però sul piano populismo, però insomma, correre dietro al populismo non vi ha giovato, per cui onestamente io mi auguro che un provvedimento complessivo che vede applicazione del libera FICO e ricostituzione dei vitalizi con il contributivo, chiamiamoli pensioni, non usiamo più questo termine che crea negatività, possa avere un'amplissima maggioranza. Mi sembra che alla fine i 5 Stelle sostanzialmente siano d'accordo. Voi siete d'accordo sull'applicazione della libera FICO e non siete d'accordo sulla ricostituzione delle pensioni. Io penso che i consiglieri regionali non possano essere discriminati rispetto ai dipendenti pubblici normali. Per cui io ti faccio un appello, ve lo faccio, perché alla fine entro aprile il provvedimento venga approvato con la più ampia convergenza possibile. Come risponde all'appello il PD? Io l'ho già detto prima e non intendo ripetermi, nel senso che io domani, da segretario prima che da consigliere regionale, approvo domani in aula, se volete, la delibera FICO che riguarda gli ex consiglieri regionali. Perché è giusto anche ragionare con loro, trovare una sintesi, hanno versato molto rispetto ad altre regioni e diamo. No, questo è chiarissimo. Sulla delibera, ma lo sanno, l'ho detto il Movimento 5 Stelle, l'ho detto il Presidente del Consiglio, se domani si porta in aula la delibera FICO per gli ex consiglieri regionali. Spieghiamo magari per i telespettatori. La delibera FICO sostanzialmente prevede che ci sia un contributo, tra virgolette, da parte degli ex consiglieri regionali, però ovviamente è molto legato a quanto hanno versato nel corso del tempo. Certo. I consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia, che versavano, come ricordava Barnaba, il 23%, hanno versato molto di più di altri consiglieri regionali, di altri consigli regionali. Quindi il taglio ci sarà soprattutto per alcuni che magari hanno esercitato la possibilità di ottenere il vitalizio già a 55 anni e che magari hanno fatto poche legislature, per altri che hanno fatto delle legislature importanti probabilmente ci sarà un taglio molto limitato, anzi per alcuni probabilmente non ci sarà alcun taglio, ma credo che questo sia, anche perché se ragioniamo sugli emolumenti dei parlamentari in tal senso in passato e anche su tutta la regione, io penso che questo uniformare tutte le regioni e il Parlamento sia anche una dimostrazione di dignità della politica. Poi sui vitalizi, chiamiamoli nuove pensioni, chiamiamoli contributivi, chiamateli come volete. Noi abbiamo fatto una scelta 5 anni fa, guardate, non è populismo, è stata una scelta difficile, ponderata, con tanti mal di pancia anche al nostro interno. Io su questo onestamente non sono disponibile a tornare indietro e mi permetto di dire a Ferruccio Saro, io piuttosto di ragionare, è vero, la qualità della politica a volte ultimamente non brilla, piuttosto di ragionare sui vitalizi però e di comunicare ai cittadini che per recuperare qualità della politica ragioniamo sugli emolumenti privati e sulle pensioni integrative, in questo caso contributive, io ragionerei sul fatto che ad esempio un consigliere regionale prima di arrivare in consiglio regionale debba aver fatto almeno un mandato in qualche consiglio comunale. Sarebbe già una grandissima cosa. Ma far fuori tutti i 5 Stelle? No, ma non solo i 5 Stelle, sarebbe Io già una andare grandissima in cosa. Pausa, che qualcuno arrivi in consiglio regionale dopo aver imparato almeno aver fatto il consigliere Poi regionale. ripartiamo ovviamente da 5 Stelle perché mi pare che sono un po' nel mirino. No, assolutamente non era...
Pubblicità adesso e poi siamo di nuovo assieme per proseguire il dibattito tra poco. Allora, credo sia doveroso dare la parola a Sergio, perché insomma i 5 Stelle sono finiti un po' nel mirino delle varie critiche, un po' meno Sciarri, un po' più marcate quelle di Saro e anche di Barnaba. Come reagisce a tutte queste critiche? Al fatto che pontificate, avete preso, diciamo, il cuneo politico come grimaldello poi per fare una battaglia che secondo Saro, se non capisco male, è populista, no? Saro. Certamente. È populista, però la condivide e porta avanti le nostre stesse idee, quindi è populista anche Ferruccio Saro. Fa piacere che si cambi idea, non c'è problema. Cioè, l'ha appena detto, quello che ho detto io ha ripetuto paro paro, quindi non capisco da dove vengano queste critiche. È chiaro che sentire ovviamente o metterci nel mirino lo siamo da 6 anni, poi continuassero così, siamo passati dallo 0,2 al 33% stando al loro mirino, e continuando a dire che noi siamo la causa di tutti i mali d'Italia quando le baby pensioni le hanno votate loro. Cioè, tutte cose di cui parlano dopo aver creato ovviamente tutti i disastri che poi ci sono in Italia, e ovviamente gli fa specie e comodo poter dare la colpa a qualcun altro, ma poi evidentemente parlano i fatti. A me non interessa dare la colpa a uno o all'altro, abbiamo proposto come sempre cose di buon senso. Di solito la dai a me. Siamo... Vabbè, ma voi siete un caso a parte. Infatti, caso come vedi, Un caso a parte. Lui se non attacca il PD non è contento. Serve un caso politico o un caso umano? Ormai attaccare il PD non ha neanche più senso, che quando non lo sì. faccio si sente ignorato, mi dice no, oddio non sì. mi ha attaccato. Non è questione di attaccare il PD. il PD, Ma è chiaro non- che rispetto, come detto, rispetto alle decisioni prese in questa regione 5 anni fa, sicuramente qualche errore è stato fatto. Ora che il Partito Democratico voglia difendere quelle posizioni è inevitabile, cioè hanno fatto una scelta, è chiaro che vorrebbero andare avanti su quella. Noi l'abbiamo contestata per i motivi che ricordavo anche prima, per di fatto la presa in giro che c'è stata poi anche verso tutti i cittadini rispetto a quelle decisioni come taglio dei costi della politica. Noi vorremmo fare una cosa molto più seria, molto più trasparente. È chiaro che io abolirei dalla legislazione italiana proprio la parola vitalizi, perché in questo caso non ci sarebbe nulla di vitalizio, come detto, la spiegazione è quella. Io la prima cosa che ho fatto in Consiglio regionale è scrivere può farselo dire dal suo collega, è scrivere al Presidente Jacopo che avrei rinunciato a qualsiasi forma di vitalizio, così come era inteso all'epoca, tant'è che noi rinunciavamo anche diciamo, ai soldi che ci venivano garantiti in busta paga per questo. La prima cosa, appena arrivati in maggio 2013, poi loro ci hanno pensato ovviamente abolendoli del tutto. Noi già all'epoca avevamo fatto un emendamento che è stato rifiutato dall'Aula proprio per dire equipariamoci a tutti i lavoratori. Ed era quello che chiedevamo, cioè una cosa di assoluto, come detto, buonsenso, perché non ha proprio, diciamo, ragione d'essere che un consigliere regionale debba essere qualcosa di speciale rispetto agli altri cittadini, per cui non si capisce perché debba avere un vitalizio a determinate condizioni avvantaggiate e quindi interveniamo in tal senso, ma non si capisce neanche perché non debba averlo, o anzi lì si prende in giro la gente aumentandogli praticamente i rimborsi, che erano 2.200 euro i rimborsi prima, che nella mia prima busta paga sono diventati 3.500. Allora è chiaro che anche lì la parola rimborso poi dovrebbe essere tale, e quei soldi vengono presi anche ad agosto, quando praticamente uno è in vacanza gli viene dato 3.500 euro di rimborso. Una quota al movimento voi versate? No, noi continuiamo a ridurre lo stipendio, l'abbiamo fatto per 5 anni nella passata legislatura e con i nostri risparmi abbiamo accantonato 1 milione di euro che sono finiti nel fondo sviluppo delle piccole e medie imprese. Questo ovviamente perché? Perché appunto di quei 3.500 euro innanzitutto ci teniamo solo quello che effettivamente spendiamo nei mesi che facciamo ovviamente il nostro mandato politico. In più, invece di 6.300 euro lordi abbiamo praticamente un'indennità lorda riconosciuta di 5.000. Rispetto a questi tagli riusciamo comunque ovviamente a restituire dai 3, 4, dipende ovviamente dai mesi, 1.000 euro
non al partito o al movimento, ma per ora li abbiamo sempre messi nel Fondo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, adesso Quindi vediamo se niente alla continuiamo Casaleggio Spa. o se passa. Ma no, ma la Casaleggio Spa c'è, come la definite voi, a parte che c'è diciamo, un'associazione, si chiama Associazione Rousseau, non è la Casaleggio Associati, noi contribuiamo a quelle che sono le iniziative del movimento, adesso c'è ovviamente una molto importante. Ma le chiedo, una parte degli emolumenti dei consiglieri o dei deputati finiscono alla piattaforma ma anche Rousseau? noi ogni mese abbiamo 300 euro praticamente che vengono destinati, ma non alla Casaleggio Associati, non alla Fondazione Rousseau, tanto per, ma quello che si chiama scudo della rete, è una sorta di difesa che abbiamo istituito per i nostri attivisti e per i nostri consiglieri comunali, a cui tutti possono accedere. Comunque diciamo che finiscono a un privato. Guarda, possono accedere anche gli ex consiglieri per fare ricorso, perché alla fine serve per pagare le spese legali. Se qualcuno volesse attingere potrebbe usufruirne tranquillamente, ma è per i cittadini per fare dei ricorsi. Ovviamente in genere a cosa serve? Quando ci sono dei comitati che devono fare dei ricorsi contro grandi opere, contro cose che possono essere ovviamente nocive per i cittadini stessi, si interviene in quel modo aiutandoli praticamente nelle spese legali, tutto qua, non è niente che abbia a che fare con il movimento. Poi chiaramente anche noi con i nostri soldi possiamo pagarci, e anche con i soldi dei gruppi possiamo pagarci le nostre attività, e ci mancherebbe altro. Un'assicurazione pensionistica, qualcuno magari a casa, penso, potrebbe dire. Ma sicuramente, ma quello lo possiamo già fare con uno stipendio. Ricordiamoci sempre che siamo passati dai 9.000 euro del 2013, che erano lo stipendio, diciamo, netto in busta paga di un consigliere regionale Friuli Venezia Giulia, siamo passati a 7.500. Io lo dico sempre, 9 diviso 2 non fa esattamente 7.500, con quei 7.500 lì poi uno può farsi quello che vuole, ma può fare, certo, ma lo può fare comunque anche se si dovesse passare al ricalcolo contributivo un domani. Uno, se vuole, si mette da parte i soldi e ognuno fa quello che vuole con i propri soldi. È solo ovviamente una scelta. Allora, andiamo a sentire anche cosa dicono gli udinesi e cosa pensano appunto di questa questione del taglio dei vitalizi, un'eventuale riproposizione delle pensioni per i consiglieri regionali. Monica Nardini è andata un po' a sondare gli umori, il terreno. Sentiamo. Cosa ne pensa del taglio dei vitalizi? Se lei togliessero un diritto acquisito, togliessero un pezzo di pensione, come la prenderebbe? I requisiti penso che non esistono, dico, poi i vitalizi se sono pagati va bene, se non sono stati pagati non sono più vitalizi, sono proprio offerte volontarie che non hanno senso. Sul taglio del vitalizio sono d'accordo, anche perché la pensione dei politici non è proprio come la pensione dell'operaio o del lavoratore normale. Sicuramente è un diritto acquisito, ma un diritto acquisito che secondo me la politica ha abbondantemente agevolato e favorito a proprio favore. La pensione è una cosa, il diritto acquisito è un'altra, però io domando, la legge per chi ha una pensione troppo elevata se l'è fatta da solo, soprattutto chi non ha pagato contributi non ha diritto e basta fare un'altra legge per annullare il tutto. Non è giusto che uno prenda cifre esorbitanti, soprattutto nel pubblico. Nel privato si può fare ciò che si vuole. Io prendo una pensioncina di reversibilità e con quella vivo, ecco. E quelli invece che magari hanno fatto, e parlo dei famosi deputati che hanno lavorato 1 anno, 5 anni, ma gli sono bastati pure 6 mesi per pigliare la pensione che io prendo in 3-4 mesi. Ti sembra giusto? I vitalizi devono essere pagati in base ai contributi che hanno versato, nient'altro. Tutto qui. Al loro livello reagirei male sicuramente, allora, però sarebbe giusto ridurre questi vitalizi. È giusto fare un taglio, chi ha dei vitalizi superiori magari ai 3.000 euro al mese. Uno dice è un diritto che ho acquisito perché mi deve essere tolto. Io ho lavorato 51 anni e il mio diritto non è di 3.000 euro al mese.
E queste dunque le voci un po' degli udinesi. Barnaba diceva ad alcuni giusto, ragione, paghiamo in base a quanto versato. E lei dice così è stato fatto in realtà appunto per gli ex consiglieri regionali. Così. Allora, innanzitutto non è vero che noi ci siamo scelti l'indennità sulla quale poi calcolare il vitalizio. Proprio per togliere il sospetto di questo, le nostre indennità erano ancorate alle indennità parlamentari. E difatti nel Ma chi decise le indennità parlamentari? Il Parlamento ovviamente. Il Parlamento non ha un proprietario, non c'è un padrone del vapore che disponga degli stipendi dei parlamentari. Voglio ricordare che nel 2006 ci fu una riduzione dell'indennità parlamentare del 10% e conseguentemente una riduzione del 10% dei nostri vitalizi. Dal 2006. Dal 2006 al 2018 sono passati 12 anni, non abbiamo avuto nessuna rivalutazione Istat, nessuna, di nessun genere. Con l'ultimo taglio chiamato impropriamente contributo di solidarietà arriviamo di fatto ad un meno 34-35% rispetto al 2006. Quindi chi parla di tagli sappia che noi abbiamo già ampiamente pagato. Nessuna pensione italiana è stata ridotta del 34-35%, nessuna. Quindi questo è il punto. Ma il punto fondamentale è: il legislatore non è un dipendente pubblico, ha responsabilità e capacità di rappresentanza del territorio dei cittadini che non hanno i dipendenti pubblici. Il legislatore è colui che viene chiamato ad un posto di quel genere per disporre del futuro dei propri cittadini. Ha quindi oneri, responsabilità anche nel tempo e deve essere libero di assumere le proprie decisioni. Guardate, io ho fatto l'assessore regionale molto a lungo e spesso si incontrano potentati economici, persone, interessi che sono ampiamente disponibili magari ad aiutarti anche economicamente, ma se tu non sei libero anche nel futuro, se temi per la tua vecchiaia e per il continuazione della vita della tua famiglia, cedi più facilmente a lusinghe di questo genere. Invece se hai una garanzia di questo tipo, che sia ragionevole, ovviamente, puoi mantenere una linea di correttezza e di moralità. Voglio ricordare soltanto un episodio, proprio per chi ci chiama parassiti. Io appartengo, assieme a Saro, alla generazione che ha ricostruito il Friuli dopo il terremoto. Bene, episodi di malcostume, di malaffare, non ce ne sono stati. E avevamo a disposizione complessivamente 13.000 miliardi di lire dell'epoca, 13.000 miliardi in un tempo limitato, Il risultato lo vediamo e quindi ci sono anche stati episodi, come dire, nobili nella politica del Friuli Venezia Giulia, non soltanto episodi di altra natura. Chi nega questo non conosce la realtà regionale. Domenico, siamo in chiusura. Io farei un passaggio sulla situazione... Ah, vai. Volevo chiedere una cosa su questa proposta Zanin. No? Lui vuole reintrodurre i vitalizi sul modello di altre regioni, ponendo i consiglieri regionali alla stregua dei dipendenti. Però, se non ho capito male, la quota parte dei consiglieri regionali per questo vitalizio è minimo rispetto a quello che deve mettere la regione. E quindi è un terzo neanche. No, perché il contributo della regione sarà 8,7-8,8, no? E dopo va moltiplicato per 2,75. 2,75 non abbiamo capito questi numeri, questi conti. Il modello INPS. Questo è il modello INPS. Il lavoratore dipendente paga l'8,8% del proprio stipendio. Il datore di lavoro versa 2,75 in questo caso i consiglieri diventano però dipendenti regionali, alla stregua. Attenzione, questo è anche il modello adottato dalla Camera e dal Senato con l'introduzione del sistema contributivo. È lo stesso meccanismo. È il meccanismo INPS, 1/3, 2/3, per capirci. Dai, così chi ci ascolta lo capisce benissimo. Ma rispetto a quanto diceva Barnaba, scusatemi, allora, e lo diceva anche Sergio, noi abbiamo un emolumento che è oltre 7.000 euro. Cioè, possiamo permetterci una pensione integrativa, se lo riteniamo. Io non mi sento ricattabile, mi sento un fortunato, anche rispetto a quello che abbiamo sentito, per capirci, e quindi non vedo questa esigenza oggi di riportare a una sorta di dipendente pubblico il consigliere regionale, che è proprio quello che diceva Barnaba, non è un dipendente pubblico il consigliere regionale. Il consigliere regionale è una persona che non è che fa un lavoro 5 anni di ufficio e fa il ragioniere aggiunto in regione, è un politico. E vi ricordo cosa abbiamo fatto 5 anni fa e il clima che c'era.
non c'era il clima del post-terremoto, lo dico a Barbara, c'era il clima delle mutande verdi, delle pentole, dei soldi dei gruppi, c'era un clima terribile. Non so se ve lo ricordate. Forconi. Ecco, ma lasciamo stare i forconi, ma c'era un clima di disistima nei confronti delle istituzioni, prima che nei confronti delle persone. Allora, questo clima noi non possiamo in questo momento, secondo me, pensare che sia superato del tutto. Io sono convinto che in qualche maniera sono state fatte delle scelte sugli ex consiglieri, ribadisco, anche come Partito Democratico siamo disponibili a trovare una sintesi, ex consiglieri, associazione dei consiglieri attuali, che ci permetta di chiudere con dignità questa vicenda e di avere un'uniformità nazionale, perché questo spero che sia. I nuovi vitalizi, anche contributivi in Regione, io continuo a ribadire che non penso che sia questo né la priorità né il momento adatto per riproporre questa questione. Scusate, ho tolto No, tranquillo, però l'ultima battuta di Sciauli ci permette proprio di agganciarci alla politica attuale. Questa nuova proposta per le nuove pensioni, chiamiamole così a questo punto, dei consiglieri regionali vede molto vicini, da quello che abbiamo capito, Movimento 5 Stelle, Progetto FVG, la maggioranza del Friuli Venezia Giulia. Si ricrea in regione l'asse romano con il Movimento 5 Stelle, che in Friuli Venezia Giulia è all'opposizione, ricordiamolo. Come vediamo questa situazione? Si è astenuto anche sulla finanziaria. No, abbiamo votato contro. Sciauli ha parlato di abbraccio mortale con la Lega. Non ci provare, abbiamo votato contro sulla finanziaria. Un'astensione e un voto contro. Vabbè, sulla legge collegata era tutta tecnica, dimmi a cosa hai votato contro tu in quella legge e spiegalo ai cittadini. Ma è chiaro che tra l'altro c'era anche la proroga, se vogliamo, dei vitalizi, che poi la proroga credo che sia la prima volta, tra l'altro, che mi pare che la prima volta neanche l'abbiamo votata. Questa l'abbiamo provata noi, anche perché questa sì è temporanea, nel senso che noi l'abbiamo fatto nelle more di arrivare a una ovviamente legge che abbia, diciamo, che tenga conto di tutto quello che ci siamo detti fino adesso, per cui se c'è una temporaneità e forse anche una solidarietà rispetto a quanto è successo nelle nostre montagne di recente, credo che non ci fosse momento migliore per approvarla. Detto questo, non c'è ovviamente nessuna possibilità di allargamenti di maggioranza e quant'altro, anche perché noi continuiamo ovviamente ad andare avanti con le nostre proposte. Poi, se dall'altra parte c'è chi ha anche l'intelligenza politica di accoglierle, è un conto. Chi per 5 anni ha voluto solo sbatterci la porta in faccia, abbiamo visto che fine ha fatto. Saro, come vede questo... Sciauli. Vabbè, ma se uno propone una cosa di buon senso, poi i cittadini ovviamente decidono, capiscono, se uno vuole andare a sbattere con le UTI, vuole andare a sbattere con la sanità, con tutto quello che è stato fatto e con riduzione dei costi della politica come le abbiamo descritte fino adesso, poi ovviamente i cittadini stabiliscono. È chiaro che su tante cose di come stanno andando avanti, anche rispetto adesso a queste riforme degli enti locali, noi non è che siamo ovviamente d'accordo, lo diciamo, siamo liberi di farlo. Anche senza vitalizio siamo liberi di dire che la concertazione regione e singoli comuni, che non abbia più alcun senso sovracomunale di area vasta, così come l'abbiamo sempre voluta in questi 5 anni, non ci convince, ci lascia non solo perplessi ma profondamente contrari, lo diciamo, quindi ci riteniamo liberi di poterlo fare, senza dover stare a vedere cosa succede a Roma tra i vari movimenti e partiti. Insomma. Ferruccio, facciamo un po' di sintesi. La sintesi. Mi sembra che sulla cosiddetta riforma dei vitalizi ci sarà un'ampia convergenza. Mi auguro che anche il PD cambi linea sul futuro, non parlo sul passato, perché sul passato mi sembra che si realizzerà un'unanimità nelle scelte che andranno a essere fatte. Si realizzerà l'unanimità e questo è un fatto molto importante. Io credo che è bene che il PD rifletta su questa sua decisione di non aderire a una proposta per non il ripristino dei vitalizi, ma per fare le pensioni ai consiglieri regionali. Deve in qualche modo, anche nei confronti, anche se abbiamo opinioni diverse, io credo che una delle cose più giuste in politica è riconoscere se si è sbagliato il passato. E credo che
oggi il PD sia ancora ancorato alle scelte che ha fatto 5 anni fa, perché se alla fine i vitalizi il taglio non vi ha portato un voto, la riforma delle UTI vi ha creato un disagio enorme, la sanità è purtroppo finita nella situazione in cui è finita, dovreste, a mio giudizio, fare un po' di verifica delle vostre decisioni del passato e anche cambiarle, ed è quello che io vi faccio un appello, perché poi il Consiglio regionale si deve superare lo scontro che c'è stato in passato, non c'è più il bipolarismo del tempo, centrodestra, centrosinistra, e questo è finito, bisogna prenderne atto. È giusto che si apra un confronto a 360 gradi tra tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione per vedere se riusciamo a ricostruire questa nostra regione, a rilanciarla, a dargli un futuro. Ed è quello che io spero ed è l'appello che io faccio a conclusione di questo dibattito, che comunque è stato, al di là delle diversità, sereno. Allora, cambiamo il titolo, Domenico, facciamo ritorno ai vitalizi, però non all'antica, che così... Sono zuppa, è pan bagnato forse, no? Va bene, con questo direi che possiamo chiudere, ci ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Dario Barnaba, grazie a Cristian Sergo, a Ferruccio Saro e a Cristiano Sciaurli per essere stati con noi questa sera, grazie anche a te Domenico, a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata su Di News TV.